Mercoledì 21 aprile, Sant'Anselmo d'Aosta. È il 111° giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 254 al termine. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 20:05. La luna si leva alle 12:59 e tramonta alle 3:40. Una frana, scesa dal monte Antelao, distrugge i paesi di Taulen, Marceana e parzialmente Borca di Cadore, distruggendo oltre 70 case, sotto le cui macerie trovano la morte più di 300 persone e 400 animali. Una parte della frana cade anche nel torrente Boite, arrestandone il corso e formando un lago oggi non più esistente. Le previsioni per domani. Nuvolosità variabile alternata a schiarite con maggiori addensamenti a partire dalle ore centrali, quando aumenterà la probabilità di precipitazioni sparse sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane. Limite della neve intorno ai 2000-2100 metri. Temperature in ripresa, specie nei valori minimi.